A San Michele di Pagana si accende una luce di speranza, riaperta una delle attività del lungomare devastato dalla mareggiata d'ottobre, determinante la vicinanza degli abitanti. Sopralluogo per verificare le condizioni di salute del pino della Carega, diventato simbolo della campagna Il Tiguglio non molla. Per l'esperto non avrebbe subito danni dalla mareggiata. Una scuola capace di ridare speranza ai giovani è la sfida affrontata nell'incontro tra i presidi del territorio e il vescovo. La Chiesa, ha detto Monsignor Tanasini, è attenta al mondo dell'istruzione. Una retromarcia storica. Il giurista Gianfranco Schiavone legge così il decreto sicurezza sull'immigrazione. A Sori ha spiegato che l'impianto della norma creerà maggiore disagio sociale. 50 anni vicini alla gente. La parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna ha festeggiato il giubileo nella solennità dell'Immacolata. Ora il cammino prosegue nella comunione con le parrocchie cittadine. Al via la sperimentazione delle isole ecologiche informatizzate a Chiavari. 4 postazioni aperte 24 ore su 24 per residenti e fruitori del centro storico. Per l'utilizzo basta la tessera sanitaria. Traguardo delle 102 candeline per Lorenzo Solari, detto Renzin, festa alla casa di riposo Morando di Chiavari per il compleanno dell'alpino reduce della Seconda Guerra Mondiale. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio oggi. Sono passati poco più di 40 giorni dalla mareggiata di fine ottobre. Le ferite sono ancora aperte in molte delle località colpite. Una di queste è San Michele di Pagana. La splendida baia incastonata tra Santa Margherita Ligure e Rapallo in una notte ha perso gran parte delle attività del lungomare. Una di queste però ha riaperto in questi giorni e ha dato una luce nuova di speranza per tutti quanti abbiano subito danni. Vediamo il servizio. Oltre 1 metro di sabbia dinanzi all'ingresso principale e la non consapevolezza di quanto potesse essere accaduto all'interno. Il gestore di uno dei locali lungo il litorale di San Michele di Pagana Rapallo racconta l'esperienza vissuta in occasione della mareggiata di fine ottobre. Solo al momento che apri la saracinesca ti rendi conto e ci siamo trovati praticamente un 10-20 centimetri di acqua, il legno gonfio, i frigoriferi che sono partiti. E la prima cosa che fai è che ti viene da piangere, quello è normale. Allo scoraggiamento iniziale ha avuto la meglio il desiderio di rialzarsi, trovando una soluzione alternativa anche per la vicina gastronomia, sempre di proprietà degli stessi titolari, che non riaprirà entro l'estate. Ci stiamo organizzando, prendendo un altro fondo diciamo, non proprio sulla spiaggia ma dietro, e dove faremo la nostra cucina e una vendita di gastronomia per poter anche dare a Wine Art tutti i nostri piatti tipici liguri. I primi ad incoraggiare i gestori sono stati proprio i clienti, gli abitanti di San Michele di Pagana, il parroco, un'ondata di solidarietà più forte anche della mareggiata. Molti clienti sono venuti a consolarci, sono venuti a dire ragazzi volevo essere il primo a bere il caffè da te. E dico la verità, ha fatto molto piacere perché poi secondo me il fattore umano fa tanto. A distanza di oltre 40 giorni dall'evento calamitoso, uno dei locali danneggiati dalla furia del mare è ripartito. Abbiamo già iniziato con la pentolaccia, i giochi per i bimbi, insomma stiamo cercando di... diciamo tra virgolette come se non fosse successo niente. Nel buio della notte, in una baia incantevole incastonata tra Santa Margherita Ligure e Rapallo, è tornata a brillare una luce. Forse ci hanno scambiato per un faro, perché praticamente San Michele fino a qualche giorno fa era completamente buio, e accendere una lucina voleva dire beh comunque lì c'è ancora viva, c'è qualcuno ancora che ha voglia di fare, cioè abbiamo acceso secondo me la luce della speranza. E sopralluogo questo pomeriggio per verificare le condizioni di salute del pino della Carega, diventato simbolo della campagna Il Tiguglio non molla. Per l'esperto agrotecnico non avrebbe subito danni dalla mareggiata. L'albero, lo ricordiamo, è diventato l'immagine della campagna di raccolta fondi, appunto Il Tiguglio non molla. Vediamo.
Il pino della Carega sta bene. L'alberello, cresciuto aggrappato allo scoglio di fronte alla provinciale 227 crollata e diventato simbolo della tenacia del Tiguglio, non avrebbe subito conseguenze dalla terribile mareggiata del 29 ottobre. A dirlo Vittorio Morchio della Onlus Società Italiana Arboricoltura, contattato dal sindaco di Santa Margherita Ligure attraverso l'Istituto Agrario Marsano. Da una prima analisi visiva effettuata questo pomeriggio, l'agrotecnico non avrebbe riscontrato danni per la pianta, la cui chioma è verde e non presenta segnali allarmanti. I disseccamenti alla base sono stati attribuiti alla sua posizione e alle aggressioni del vento e del salino. Nei prossimi giorni comunque è previsto un altro sopralluogo da parte dell'esperto per un'analisi più approfondita. Un'immagine è quello dell'albero che non si è arreso alla furia del mare, che è diventato un simbolo racchiuso all'interno di un logo che in queste settimane sta promuovendo una raccolta di fondi proprio per sostenere quelle realtà del Tiguglio occidentale danneggiate dalla mareggiata. 4 comuni, 8 associazioni coinvolte, un unico cuore e un unico conto corrente bancario sul quale far confluire il frutto della generosità e dell'impegno di chiunque voglia sostenere con forza lo slogan "Il Tiguglio non molla". C'è una grande onda, c'è un cuore, un'onda che diventa un cuore, che è il nostro territorio nel nostro cuore di un Tiguglio che non molla. Il nostro territorio è rappresentato dal piccolo pino dello scoglio della Carega, che ha resistito lui, ma resistiamo anche noi, è proprio la nostra resistenza. C'è questo tondo che rappresenta il sole di un'alba certa e c'è il nome dei 4 comuni perché proprio vuol rappresentare la sinergia di un territorio unito che non lascerà indietro nessuno. Questo è proprio lo spirito con cui è partita questa cosa. Vi siete dati una scadenza temporale ma anche un obiettivo? La scadenza temporale di questa prima fase è il 31 gennaio 2019. Il 31 gennaio 2019, sperando in tutti voi che aderirete e ci aiuterete, noi vogliamo almeno arrivare alla cifra di 100.000 euro. Andiamo adesso sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia dell'ultima ora, perché è stato revocato lo sciopero dei benzinai liguri, API, IP e Totalerg. A comunicare la decisione FAIB Confesercenti a seguito della riunione odierna con Italiana Petroli, che ha visto la compagnia petrolifera proprietaria di entrambi i marchi oggetto dell'agitazione sottoscrivere un verbale di intesa sui principali punti dell'avvertenza e impegnarsi a calendarizzare con immediatezza un nuovo incontro per la riapertura delle trattative. Ed è confermata invece l'agitazione di altri lavoratori. La distribuzione dei periodici e quotidiani nel Tiguglio è diventata un monopolio per pochi giganti e 14 famiglie che vivono di questo lavoro rimangono nell'incertezza perché la loro impresa è piccola e a conduzione familiare. Il caso della Rovido Saea di Carasco, che rischia di chiudere. Per questa ragione domani mattina alle 10 davanti al comune di Carasco si svolgerà un volantinaggio di protesta e si chiederà un incontro con il sindaco Massimo Casaretto. Voltiamo pagina, tradizionale scambio degli auguri di Natale tra il mondo della scuola locale e il vescovo diocesano. L'incontro si è svolto questa mattina nella sala Ferrari del seminario di Chiavari. Presenti i presidi del comprensorio, sul tavolo le sfide che la scuola è chiamata ad affrontare. Sentiamo. La povertà di speranza negli studenti preoccupa i dirigenti scolastici, una povertà sottolineata dalla CEI, condivisa stamani nell'incontro con il vescovo in curia. Secondo la dirigente del Marconi del Pino di Chiavari, Daniela Loero, per fare un esempio, negli ultimi anni si sono spenti i sogni dei maturandi, non hanno chiaro il loro futuro, pensano ad un anno sabbatico, troppo spesso vogliono partire e andare all'estero. Per riaccendere la speranza, la scuola deve essere in grado di ripensare se stessa e ascoltare i ragazzi. La sfida di oggi, come scrive il Cardinal Bassetti, presidente della CEI, è far sognare di nuovo gli studenti come in una sorta di primavera della scuola. I ragazzi possono essere anche ribelli, lo sono quasi per natura, perché nel cercare il futuro c'è una energia che talvolta diventa anche aggressività. La scuola deve riuscire a trovare una progettazione educativa in grado di parlare ai ragazzi del presente e di fornire loro un'indicazione autentica che li coinvolga nel progetto complessivo della società. Secondo Kunkler, poi, negli anni non è stato dato il giusto peso alla formazione continua. Gli adulti che studiano sono quasi visti con sospetto o derisione. In realtà il nostro paese sta scendendo una pericolosa china. OCSE dice che l'Italia si trova agli ultimi posti nelle competenze di lettura e nelle competenze di calcolo. Addirittura si parla del 70% della popolazione adulta italiana che non raggiunge il livello 3 delle competenze europee, che significa che ha difficoltà a vivere e a lavorare
nel suo tempo. Che rischio si prefigura secondo lei? Il rischio maggiore è quello di una società che non è all'altezza del compito che la democrazia richiede, perché la democrazia non esiste se il popolo non è nella condizione di comprendere fino in fondo il mandato che conferisce ai propri rappresentanti. Il vescovo ha spiegato che da anni la Chiesa è attenta al mondo della scuola. In diocesi peraltro c'è buona collaborazione con calendari di incontri e nuove proposte. Monsignor Tanasini ha spiegato che è in preparazione un testo, una sorta di vademecum con tutto quello che la Chiesa può fare per contribuire al futuro delle istituzioni scolastiche. E un preoccupante cortocircuito democratico viene immaginato anche dall'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione dopo la lettura del nuovo decreto sicurezza in materia di accoglienza. A parlarne nei giorni scorsi a Sori il giurista Gianfranco Schiavone. L'impianto normativo, ha sottolineato, rischia di creare maggiore disagio sociale. Sentiamo. Una retromarcia storica. Il giurista Gianfranco Schiavone legge così il decreto sicurezza. Invitato a Sori, spiega che il vecchio sistema di accoglienza aveva una logica di integrazione e promuoveva una rete per evitare la ghettizzazione dei migranti. Anni di impegno che, a sua detta, rischiano di finire in soffitta. Per cui i richiedenti asilo sono persone da sistemare, da parcheggiare in grandi centri, da isolare, da ghettizzare, da non integrare. I comuni non se ne devono occupare, il territorio non se ne deve occupare, salvo poi che naturalmente queste persone esistono e poi a un certo punto comunque emergono e i danni, diciamo, di questa mancata attenzione, in realtà di questo mancato percorso di integrazione possono essere giganteschi. I grandi centri statali che il decreto prefigura saranno come dei grandi parcheggi, dice il giurista, che immagina come dei pollai controllati da sorveglianti. Niente corsi di italiano, niente attività sociali, niente tirocini formativi, niente corsi di formazione professionale, cioè persone parcheggiate a fare niente tutto il giorno. Una logica folle, va avanti Schiavone, preoccupando non poco i presenti al Teatro di Sori. L'obiettivo a lungo termine sembra infatti quello di una ghettizzazione, con centri statali che costeranno poco sulla carta, in realtà, spiega il giurista, costeranno molto in termini di conseguenze sociali ed economiche. Con nuovi regolari abbiamo due effetti che qualcuno vuole sfruttare. Il primo è avere un grande esercito di riserva per il lavoro nero. Il secondo è avere un grande disagio sociale sul territorio. Il cittadino che passa per la strada e vede degli stranieri dormire per la strada non risale, per così dire, alla catena però del perché si è prodotto tutto questo e vede solo l'effetto e attribuisce alla persona in realtà la colpa, cioè dice beh è vero, no? Che questo è un problema, che lo straniero è un problema e quindi fa questo cortocircuito logico per cui chi ha prodotto il disastro in realtà poi si presenta come il salvatore dello stesso. Questo è il meccanismo, lo voglio dire con chiarezza, che ha prodotto tutti i regimi totalitari del Novecento. Stiamo parlando di questo, cioè sia il fascismo che il nazismo che gli altri sistemi totalitari sono nati esattamente così. La cronaca a Rapallo, 2 stranieri di 23 e 21 anni, entrambi con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri per invasione di terreni. I due, senza averne diritto o autorizzazione, hanno bivaccato all'interno di un'area privata abbandonata, l'ex casa di riposo Castagneto di proprietà della ASL. Oltre alla denuncia sono state avviate le pratiche per la procedura di espulsione. È mancato dopo una breve malattia Sandro Pistacchi, storico corrispondente da Sesse Levante del secolo XIX. Aveva 80 anni e a pochi giorni dalla scomparsa di Emilio Carta un nuovo doloroso lutto ha colpito il mondo del giornalismo locale. Sandro Pistacchi era sestresi di adozione perché era nato a Roma ma aveva sposato Giovanna Sanguinetti. La sua famiglia, già titolare di un albergo, gestisce uno stabilimento balneare a Sestri, attività che prosegue con la cura dei figli. Pistacchi per tanti anni ha ricoperto l'incarico di corrispondente per l'edizione del Levante del secolo XIX, occupandosi della città di Sestri per più di 20 anni nel periodo cruciale della sua trasformazione. Uomo dai molti interessi, era impegnato nel sociale e grandissimo appassionato di filatelia. Dal punto di vista calcistico il suo cuore era diviso a metà fra la Roma e il Genoa, di cui era grande sostenitore. Oltre alla moglie lascia i figli Diego, Marco e Flaminia e i nipoti. Il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Sesse Levante e Rosario. Domani sera sarà recitato alle 19 nell'abitazione di famiglia. La comunità parrocchiale di Maria Madre della Chiesa Lavagna ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione della parrocchia. Lo ha fatto con la celebrazione dell'Eucaristia nella solennità dell'Immacolata e con il pranzo nei locali parrocchiali. Vediamo.
rapporto profondo fra Maria, concepita senza peccato per singolare dono di Dio, e la Chiesa. Lo ha sottolineato Monsignor Tanasini celebrando l'Eucaristia nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Il privilegio di Maria non la chiude in se stessa, in una gloria unica e personale, ma la apre al fatto che ella è stata l'inizio della Chiesa, la prima di tutti i cristiani, che sono chiamati ad essere come lei, immacolati, senza macchia, di fronte a Dio. Di qui l'invito a celebrare il 50° anniversario della fondazione della parrocchia con uno sguardo nuovo sulla Chiesa stessa, oggi vista sempre più per le sue macchie, per i suoi figli che sbagliano, piuttosto che per il dono di coloro che ne realizzano fino in fondo la vocazione di sposa di Cristo e con il desiderio di far parte della stessa comunità ecclesiale. Un invito dunque tanto più decisivo per questa comunità intitolata proprio a Maria come Madre della Chiesa, che si è costituita il 22 agosto del 1968, 50 anni fa. La data della festa invece l'8 dicembre perché coincide con la consacrazione della chiesa parrocchiale costruita in mezzo al quartiere nuovo di Lavagna come segno della prossimità di Dio alle persone. Credo che il sogno rimanga sempre un po' lo stesso, cioè che la Chiesa possa essere il segno della vicinanza di Dio, della prossimità di Dio in mezzo agli uomini, in mezzo alle persone. E questo sogno è continuato e si è evoluto, ecco, quindi dal primo parroco che ha iniziato, Don Romano, poi c'è stato Monsignor Gero Marino che in quasi 20 anni ha dato una formazione, una forma a questa comunità parrocchiale secondo quello che era il Concilio Vaticano II. E poi quasi 2 anni fa ho iniziato io e il Vescovo mi ha chiesto che la comunità di Maria Madre, insieme a tutte le comunità di Lavagna, possano iniziare un cammino di comunione. E nella comunione è proseguita la festa con il pranzo nei locali parrocchiali, un gesto semplice che ha riunito a tavola diverse generazioni. E alla festa per i 50 anni della parrocchia di Maria Madre della Chiesa sarà dedicata la puntata di questa sera di Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Prosegue il cammino di formazione degli adulti organizzato dalle parrocchie di Sestri Levante, San Bartolomeo della Ginestra e San Pietro di Riva Trigoso. Quest'anno i fedeli sono invitati a leggere e riflettere sul Vangelo di Luca. Domani sera alle 21 nella cappella dell'asilo di Santo Stefano del Ponte si terrà un incontro su questo tema guidato da Monsignor Enrico Bacigalupo. Domani Santo Stefano d'Aveto festeggia la Madonna di Guadalupe, alle 11 la messa sarà celebrata nel santuario del paese. E nel cammino dell'Avvento le lampade ardenti, il gruppo che svolge il servizio di adorazione eucaristica notturna al centro Benedetto Acquarone di Chiavari si ritrova ogni anno per la celebrazione dell'Eucaristia, aperta come sempre a parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali della diocesi. Quest'anno l'appuntamento è per sabato pomeriggio, 15 dicembre, alle 17:30 al centro Benedetto Acquarone di Chiavari. La celebrazione della messa sarà presieduta dal vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. E ultimi giorni per potersi iscrivere e partecipare al pranzo insieme di Natale organizzato dal Comitato Festa in Piazza della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Riper domenica prossima 16 dicembre. Notizia che andiamo a leggere anche sul nostro sito. Il ricavato dell'iniziativa verrà destinato alle attività parrocchiali e al sostegno delle famiglie in difficoltà. Il menù prevede tris di antipasti, lasagna al sugo, fritto misto all'italiana con insalata. A concludere il pranzo, che si svolgerà nei locali sotto la chiesa di Ribasso a partire dalle 12:30, l'immancabile panettone. Per prenotarsi si può contattare il 328 8457 844 oppure il 338 3714 297. Sono passati da 63 a 100 sul totale di 235 i comuni liguri ricicloni, così definiti dal dossier di Legambiente presentato in occasione dell'Ecoforum Rifiuti 2018. I primi 10 della regione, tra quelli che superano il 65% di raccolta differenziata, sono quasi tutti savonesi, con una percentuale oltre l'80%. In provincia di Genova al primo posto fra le amministrazioni virtuose c'è il comune di Levi con l'81,7%, decimo nella classifica generale.
nazionale. E invece la provincia di La Spezia, quella che ricicla più rifiuti, qui spicca il dato di Carro, piccolo comune dell'Alta Val di Vara, dove viene riciclato l'83,6% dei rifiuti. E saranno inizialmente 4 le isole ecologiche automatizzate operative nel centro storico di Chiavari, posizionate in via Marana, piazza Verdi, via Marsala e largo Pessagno. Saranno attive 24 ore su 24 a disposizione dei residenti per il conferimento dei rifiuti in modo differenziato. Da oggi prende il via la sperimentazione che avrà una durata di 2 mesi. Sentiamo. Si passa la propria tessera sanitaria nel lettore, si sfiora il sensore alla base dello sportello e una volta aperto si conferisce il sacchetto. Carta, plastica e metallo, secco e umido. Sono 4 le tipologie di rifiuto che è possibile conferire nelle nuove isole ecologiche automatizzate di Chiavari. Installate in 4 punti, via Marana, piazza Verdi, largo Pessagno e via Marsala, daranno la possibilità ai residenti e fruitori del centro storico di smaltire i sacchetti ad ogni ora del giorno, tutti i giorni della settimana. Ogni sacchetto sarà adibito a un tipo di rifiuto, quindi l'importante, noi chiediamo la collaborazione del cittadino proprio per cercare di differenziare il più possibile. Questo è decisamente importante per il buon esito della sperimentazione. Il conferimento sarà comunque tracciato. Ad ogni deposito si attiverà una telecamera per controllare la correttezza dell'operazione e rintracciare eventuali trasgressori. Avremo un controllo automatico dato l'incrocio con la tessera sanitaria che serve per aprire le isole ecologiche e incrocerà i dati con la telecamera. Vedremo chi realmente conferirà, poi ovviamente avremo sempre gli operatori sul campo per vedere che tutto lo svolgimento venga fatto in maniera regolare. Avremo un sensore di riempimento nei bidoni che all'80% darà un segnale alla centrale per poter intervenire con lo svuotamento, e abbiamo anche un sensore di igienizzazione. Ogni conferimento che avviene partirà un processo di igienizzazione. La sperimentazione avrà durata di 2 mesi e andrà in parallelo con le postazioni presidiate dagli operatori della Maris. Dopodiché, anche con l'inizio del nuovo appalto di gestione dei rifiuti di cui si sta per pubblicare il bando di gara, si valuterà l'estensione del servizio ad altre zone della città. L'idea è di avere un periodo di 2 mesi dove ci saranno ancora gli operatori, e poi l'idea è di estendere, di lasciare solo le isole presidiate. Se la sperimentazione andrà bene andremo avanti con l'estensione di queste isole ecologiche automatizzate alla città. Stanno completando i lavori per ultimare la rotatoria in prossimità della foce del fiume Entella a Chiavari. Operai al lavoro questa mattina per asfaltare e rendere definitiva la rotatoria prima delimitata dai New Jersey. Finita la fase temporanea, la nuova viabilità regolamenterà il traffico all'incrocio tra Corso Marconi, via Trieste e via Tito Groppo. Un momento gioioso di amicizia e di condivisione. È stato questo l'incontro fra i bambini della scuola dell'infanzia di Chiesa Nuova Anè e i nonni ospiti della residenza Anni Azzurri, la Margherita, che si trova nel comune in località Bottasi. All'incontro hanno partecipato i bimbi che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, i 25 nonnini ospiti della struttura. L'incontro semplicissimo è stato l'occasione per uno scambio di auguri in vista del Natale, per consegnare alcuni piccoli doni e per cantare insieme. Tanta la gioia e la commozione da parte degli anziani ospiti della residenza. L'obiettivo è quello di ripetere una iniziativa analoga in altre occasioni. E 102 candeline spente per l'alpino reduce di guerra Lorenzo Solari, detto Renzin. Nato a Levi il 10 dicembre 1916, ha preso parte alla Seconda Guerra Mondiale in forze al battaglione Pieve di Teco della divisione alpina cunense. Ferito sul Don nella campagna di Russia, il giorno del suo 26esimo compleanno, rientrato miracolosamente in patria, è stato fatto prigioniero dopo l'8 settembre e trasferito in un campo di lavoro tedesco fino al 1945, poi il ritorno in patria. Il suo impegno gli è valso l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. L'anziano ospite della casa di riposo Morando di Chiavari è stato festeggiato questo pomeriggio dai nipoti, dalle autorità civili e militari e dal personale della struttura. C'eravamo anche noi. Com'è lo zio? È una persona che ha fatto tanto di quel lavoro
perché si è distrutto dal lavoro. Nonostante questo è arrivato a 102 anni. Il lavoro cosa faceva? Faceva il muratore, faceva i lavori a Cotimo, ha fatto per 30 anni Levi, Rapallo e alla sera tornava indietro, si portava il pentolino da mangiare a mezzogiorno. Dicevi che ti ha fatto da padre? Sì, poi sì, mio padre è mancato e lui poi ci ha fatto da padre, non è che una persona anche umile poi su tutti i punti di vista. Rappresentanze Ben 7 anni fra guerra e prigionia, non si è fatto mancare niente il nostro Renzi. Campagna di Francia, campagna di Grecia, in Albania, la campagna di Russia, dove è stato ferito sul e decorato sul campo. Quindi oggi ricordiamo un pezzo di storia nostra con grande affetto e pensando al sacrificio che hanno fatto questi nostri vecchi. Troviamo la forza di andare avanti e praticare quei valori alpini che loro ci hanno insegnato: senso del dovere, senso del sacrificio, della lealtà, onestà e della solidarietà. Insomma, gli alpini sono sempre giovani e forti. Sono sempre giovani e forti, hanno sempre 20 anni, lui ne ha 82 più dei canonici 20, però ancora è riuscito, ci terrei a precisare, è riuscito a spegnere le candeline, che non è poco, perché forse noi a 102 anni qualche problemino di più lo avremmo. La Croce Verde Chiavarese raccoglie i regali di Natale nuovi e usati che verranno consegnati all'Istituto Baliatico. La raccolta si svolge nella sede di Largo Casini 10 a Chiavari entro il 18 dicembre prossimo. È inoltre possibile prenotare l'arrivo di Babbo Natale sempre rivolgendosi ai volontari della Croce Verde Chiavarese in sede o telefonando al numero 0185 32 24 22. E partirà da Piazza Nostra Signora dell'Orto. Si concluderà sul sagrato della chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari la rappresentazione del presepe vivente. Sarà messo in scena dagli alunni della scuola Maria Luigia in collaborazione con la parrocchia di Rupinaro. L'appuntamento è per sabato prossimo a partire dalle 16. Mestieri e personaggi particolari prenderanno vita nell'attesa di ciò che avverrà nella notte santa. Il pastore dormiente Benino, ridestato da un sogno angelico, inviterà tutti a recarsi verso la capanna. Bambini e insegnanti si metteranno in cammino per le vie del centro storico, si fermeranno in adorazione in piazza San Giacomo, dove tra canti tradizionali e canzoni natalizie, con la collaborazione dell'associazione Amici Simone Tarturli, verrà offerta la cioccolata calda. E ci sono ancora posti disponibili per chi desiderasse partecipare al concerto di Natale organizzato da un gruppo di musicisti locali a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. L'appuntamento è per il prossimo 21 dicembre al Teatro Sociale di Camogli alle 21. Sul palcoscenico saliranno Oriano Castelli, Davide Martinelli e Gioacchino Costa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono 0185 39 35 10 oppure il 347 27 65 518. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 12 dicembre. Open Day all'Istituto Licetti di Rapallo. Dalle 14 alle 17 sarà presentata l'offerta ai ragazzi e alle loro famiglie. Si potrà anche prendere parte ai laboratori organizzati dai docenti e dagli alunni. In piazza San Siro a Santa Margherita Ligure, iniziativa natalizia per grandi e piccini. Alle 15 sarà addobbato l'albero, subito dopo si terrà la merenda. L'appuntamento è a cura del comitato di quartiere San Siro. Alle 16, nei locali di Via delle Vecchie Mura, nuova lezione dei corsi di cultura di Chiavari. Anna Maria Fiumicelli parlerà della magistratura, l'organo a cui la Costituzione italiana affida la funzione giurisdizionale. A Villa Quairolo di Rapallo, alle 16, per i corsi dell'Accademia Culturale, Giorgio Caralis affronterà il tema Il cittadino nell'epoca romana. A partire dalle 16.30 la scuola secondaria Don Gnocchi di Lavagna proporrà un pomeriggio di Open Day. Durante la giornata gli alunni stessi rivestiranno il ruolo di ciceroni per accompagnare le famiglie in un tour dell'istituto. Infine ricordiamo che è aperto tutti i giorni sino a gennaio il presepe di Paggi sulle alture di Carasco. La natività è stata realizzata in un antico frantoio e con personaggi costruiti a mano con vari materiali. L'orario di apertura dalle 15 alle 19.30.
Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello, poi alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.